Il Veneto si fa i conti in tasca e si piazza in ottava posizione nella classifica dei redditi medi e Vicenza si classifica come la seconda città più ricca dopo Padova, con un imponibile di 21.338 euro per 616.571 contribuenti. Anche a livello lavorativo mi sembra che ci sia un pochino più di movimento, speriamo che si mantenga, ecco, che non sia soltanto una corsa ma sia anche un benessere generale. Normale. È normale, sembra lo stesso. All'ombra della Basilica in 12 mesi, dati ministeriali 2016 rispetto al 2015, i redditi sono cresciuti e con essi le imposte. Nelle casse dello Stato i vicentini hanno portato complessivamente 2,5 miliardi di tasse. Eppure la gente sembra non vedere grossi miglioramenti. Io non vedo grandi cose, secondo me siamo purtroppo sprofondati in una crisi dove non si vede. Non si riesce mai ad arrivare in fondo. Il Parco della Vittoria del Vicentino resta invece sempre Monteviale, che addirittura rispetto al passato aumenta ancora di più la sua ricchezza, sfondando il tetto dei 26.000 euro di reddito imponibile medio per contribuente. Chi sta bene preferisce stare tranquillo, quindi non so, case più grandi, case più confortevoli rispetto al centro. Non se la passano male neppure a Costa Bissara, Sovizzo, Arzignano e anche a Lonte. Salendo su per la montagna invece scorre in basso la classifica. I meno facoltosi abitano a Foggia dove non si raggiungono i 15.000 euro annui di reddito imponibile. Io vado a fare la spesa tutti i giorni e devo dire che è un'equità assoluta. Anche per il piccolo comune di 510 contribuenti però c'è un segno più rispetto all'anno precedente, quel segno di piccola ripresa che sembra investire l'intero territorio.